Bene, ed eccoci qua, tornati in studio, ultima parte di questa puntata di TV7 Match che dedichiamo, Ermanno, alla ricorrenza che ormai è prossima, perché appunto domani si celebra la giornata della memoria, la giornata dedicata al ricordo delle vittime dell'Olocausto. Torniamo indietro di quasi 80 anni, quest'anno sono 79 anni che sono stati aperti i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, e da lì poi è iniziata, come dire, quella che è stata per molti hanno raccontato che non si sapeva, poi di fatto diciamo è venuta alla luce una realtà invece che molti conoscevano e che nessuno ha denunciato. Ma questa è una storia molto lunga. Diciamo che per esempio Auschwitz non è nata per fare il campo di sterminio degli ebrei, ma dei cristiani. Lì sono morti 5 vescovi cristiani. Quindi erano tutta un'altra filosofia che aveva messo in piedi il nazismo tedesco. Il nazismo tedesco era propenso a creare la nuova religione e in questo senso naturalmente si giovava di tutta una serie di tradizioni che erano poi tradizioni assolutamente negative, soprattutto nei confronti di alcune popolazioni e di altre religioni che erano colpevoli di essere competitor da un punto di vista religioso, non violente. E naturalmente Auschwitz poi divenne il centro, diciamo, strategico dello sterminio, non solo degli ebrei, ma dei Rom e di altre 14 diverse, diciamo, etnie e non solo, ma anche di religioni diverse. E naturalmente, ma quando si dice che non si sapeva, è una delle affermazioni più stupide che si può fare, perché in Germania esistevano centinaia di campi di concentramento e anche di campi di sterminio. I campi di concentramento erano quelli dove venivano raccolti, ce n'era anche qui in Veneto, provincia di Padova, a Vogovanico, c'era un campo di concentramento di ebrei, però finirono poi a Trieste, nella lesiera di San Saba, e lì lasciarono, pochi tornarono di questi. I campi di sterminio invece era la tecnica per eliminare le persone e non lasciare traccia. E naturalmente poi sappiamo, c'è anche una canzone che parla del camino e del fumo del camino, dei corpi che venivano bruciati. Tutto questo meccanismo poteva essere fatto da pochi, la conoscenza era diffusa. Non solo, ma era una conoscenza diffusa perché tra le altre era una conoscenza metodica in Germania. Era un razzismo imposto naturalmente dallo Stato e accettato naturalmente dalla popolazione, quindi era assolutamente diffusa, ma era diffusa anche in Vaticano, perché ci furono delle denunce a Pacelli di eventi che stavano succedendo nei campi di sterminio che sembravano quasi impossibili da credere, ma lo sapevano anche gli inglesi e lo sapevano anche gli americani. Soltanto che c'era un grosso problema, Roosevelt aveva un grosso problema, che l'antisemitismo negli Stati Uniti era molto elevato a quell'epoca. Quindi stare dalla parte, diciamo, della popolazione ebraica avrebbe creato una politica un po' discutibile. Quindi sia gli inglesi che gli americani non entrarono mai nel merito di questo, se non dopo la guerra. E questi ci sono decine di libri che documentano di questo fatto. Ma quello che non si dice è che i tedeschi erano obbligati ad essere razzisti, perché c'era una legge di tipo razziale
Di conseguenza diciamo, potevano essere assolti perché obbligati a rispettare una legge che in Germania era la legge del sacrificio di milioni di ebrei, ma anche di serbi piuttosto che di russi, eccetera, perché erano popolazioni che dovevano essere eliminate. Questo è stato, diciamo, il punto più orribile del periodo nazista e fascista in Italia. E di questo vogliamo parlare oggi con due persone che ci possono aiutare a capire meglio, entrare nei fatti, perché ogni commento è inutile, bisogna entrare nei fatti, spiegare cosa stava succedendo, poi ciascuno di noi prenderà le proprie, avrà le proprie opinioni in questo senso. E con noi appunto abbiamo... Certo, abbiamo due ospiti in studio che ringrazio, ve li presento. Abbiamo con noi l'ingegnere Davide Romanin Jacour. Buonasera, grazie di essere qua nei nostri studi. Ingegnere è assessore al bilancio dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ed è autore di due libri, di due volumi, KZ Lager e KZ2, due volumi che ripercorrono un po' quella che è la realtà dei campi di concentramento, anche quelli meno conosciuti, e di questo parleremo poi nel corso della trasmissione. Saluto e ringrazio il professor Giuliano Pisani. Buonasera professor Pisani, grazie per essere qui con noi. E lei è stato promotore ed è vicepresidente del Giardino dei Giusti a Padova. Dei Giusti del Mondo, giardino che si trova a Padova. Grazie anche a lei per essere qui con noi. Ermanno, è sempre difficile, come dire, riassumere e affrontare un tema così complesso, però possiamo dire che questa avversione nei confronti del popolo ebraico è un'avversione che nasce da lontano. È un popolo che è sempre stato sfruttato, sempre stato bistrattato. È stato perseguitato da sempre perché, ne abbiamo già parlato in una trasmissione precedente, perché risale ancora all'epoca degli Egizi. Non per caso Mosè prende questo popolo che è un popolo monoteista, quindi si differenzia da tutte le altre religioni che erano in quel momento praticate in Egitto, e viaggia per andare a trovare una terra dove questo popolo possa vivere tranquillamente e non essere sfruttato. Perché era sfruttato? Perché era un popolo, una religione che dava cultura. Ma non è cultura di tipo quella che noi abbiamo oggi, cultura religiosa, era una modalità di vita. La cosa principale nella tradizione ebraica è saper leggere, scrivere, far di conto, perché Dio è la parola. Difatti nel Pentateuco Dio non crea, fa solo una creazione, crea Adamo, ma nelle 5 giornate precedenti Dio dice ed è. Cioè la parola è l'affermazione di una realtà, perché a creare l'universo sono gli Elohim, l'hanno già creato, ma non può essere identificato se non riusciamo a identificare che cosa e chi. Difatti dopo che Adamo viene creato e gli viene data cosiddetta anima, ma in realtà Dio nella Torah, Dio mette la lingua in bocca ad Adamo e gliela scioglie. Cosa vuol dire? Gli insegna a parlare. E poi riunisce gli angeli e dice: vedete cosa ho fatto, e indica ad Adamo un animale e Adamo dice cavallo, poi indica un altro animale e dice cammello, e allora Dio dice: lui conosce il nome delle cose e le dominerà. Attenzione, è il principio fondamentale della conoscenza. Allora naturalmente la conoscenza era prevalentemente a parole e poi naturalmente. Quindi il concetto religioso di questo popolo è prevalentemente quello che noi chiamiamo banalmente cultura, il saper leggere, scrivere, fare di conto. Cosa che invece già allora, ma anche nei momenti successivi, parliamo del nostro Medioevo,
Se c'era una cosa vietata, e per gli abitanti dell'epoca, per esempio dell'Italia, era vietato saper leggere e scrivere, perché allora poteva dominare meglio il pensiero degli altri. E invece questo è il contrario. E allora i giovani crescono e maturano in maniera diversa, e allora sono produttivi. E questa produzione è il sapere le cose, il saperle gestire, il saper comunicare ed evitare anche di fare guerre. Perché in 2500 anni, adesso poi faremo vedere un contributo, gli ebrei non fecero mai guerre, ma subirono invece persecuzioni. In questo senso vorrei iniziare la trasmissione e lasciare la parola a Romani Iacor. Ha detto talmente tante cose in poche parole che è difficile sapere da quale cominciare, ma forse è meglio che restringiamo. Prende uno spunto, tanto lei conosce meglio di me la storia. Cioè riportiamoci da dove eravamo partiti. E magari su tempi appunto un po' più recenti possiamo dire che effettivamente, saltando tutto quello che è stato l'antiebraismo originario, l'antigiudaismo più o meno ecclesiastico, tutto il periodo delle crociate, della peste nera e anche quello dei ghetti, diciamo che arriviamo all'uscita dai ghetti dopo le conquiste napoleoniche, dove effettivamente queste persone che sapevano appunto leggere e scrivere, quando nel mondo intorno forse c'era un 5-10% di persone alfabetizzate, rappresentavano un pericolo, no? Un pericolo cioè nel momento in cui avevano ottenuto l'uguaglianza dal punto di vista legislativo, rappresentavano un pericolo per i commerci, rappresentavano un pericolo per i posti di lavoro di una certa elezione, cioè posti di professori piuttosto che di impiegati pubblici di alto livello, e quindi specialmente nella Francia e nella Germania, ma diciamo un po' in tutto il nord Europa, è ricominciato a sorgere quello che appunto si chiamerà l'antisemitismo. Perché prima appunto era antigiudaismo, e quindi però mi scusi, per i nostri telespettatori, giudaismo e antisemitismo poi alla fine la sostanza è la stessa. Lo chiamiamo in maniera diversa, fare dei distinguo, ma sostanzialmente diciamo, di periodi, è una persecuzione. No? La Santa Inquisizione è uguale alla persecuzione di Hitler. Sì. Vabbè. Quindi stavo dicendo che non è che Hitler nel momento in cui va al potere, anche se 8 anni prima aveva scritto il Mein Kampf, dove tra l'altro c'era esposto tutto quello che sarebbe successo dopo, ma diciamo che è lui che porta questa ventata, come troppo spesso si dice, no? Cioè c'era un terreno fertilissimo, c'erano centinaia di associazioni che per esempio nel loro statuto prevedevano la impossibilità di iscrizione di un ebreo, c'erano libelli antisemiti che uscivano ogni settimana, quindi erano proprio migliaia negli ultimi 20 anni del secolo, cioè a cavallo tra l'800 e il Novecento, quindi c'era un buon humus su cui poter lavorare. E questa, diciamo, è la base, diciamo, su cui poi sono arrivate anche le leggi razziali, eccetera. Naturalmente lo stupore di tutti è sempre stato quello che in una civiltà germanica così civilizzata, così elevata, che aveva prodotto anche dal punto di vista culturale delle cose magnifiche, potesse allignare
cioè potesse essere ricettiva di leggi razziali quali quelle che ci sono state. Però se parliamo di leggi razziali poi facciamo il confronto con quelle italiane che sono state peggiori di quelle tedesche, quindi eppure qua in Italia non c'erano le stesse situazioni di prima e la gente alla fine le seguiva lo stesso. Quindi purtroppo quando diciamo per la gente semplice o per quella indifferente o per quella che comunque vuole sfruttare determinate situazioni, se arrivano delle leggi che eliminano una parte di popolazione, di concorrenza, di commerci, di quello che si vuole, la posizione viene normalmente accettata. Diciamo che questa è per quanto riguarda l'antisemitismo. Per quanto riguarda il discorso dei campi, premesso che bisogna fare una grossa distinzione sulle tipologie di campi, come lei ha accennato, se dopo sarà il caso lo si può fare, è vero che Auschwitz, nel momento in cui è stata chiamiamola fondata, costruita, cioè nel momento in cui la Germania invade la Polonia e quella parte di Polonia diventa Germania, no? Oltre a cambiare i nomi, perché prima si chiamava Oswiecim e oggi si chiama di nuovo Oswiecim, Auschwitz è l'esempio di come venivano trasformati anche i nomi, perché era considerata Germania. Dicevo, è vero che il primo scusate, la mia tosse è il residuo dell'ultimo viaggio ad Auschwitz, da cui sono tornato da 4 giorni e faceva molto freddo. Dicevo, i primi ad essere internati ad Auschwitz sono stati appunto 792 polacchi, principalmente preti, ma principalmente intelligenzia, perché come è sempre stato nella storia, se vuoi sottomettere un popolo gli tagli la testa, cioè, quindi via i preti, via i professori di università e anche i primi ebrei, ma non parlavamo neanche ancora di sterminio, perché lo sterminio viene deciso dopo, no? Parliamo in questo momento chiedo scusa di nuovo di un campo che, diciamo, anche il concetto di campo di concentramento, cioè di luogo non di prigionia come poteva essere dentro in un castello, dentro in una prigione costruita ad hoc, non è nuovo. Cioè gli inglesi in Sudafrica, gli spagnoli a Cuba, gli italiani in Etiopia e in Libia avevano già sfruttato ampiamente il fatto di concentrare in luoghi recintati all'esterno e all'aperto delle persone che volevano separare dal resto della popolazione. Quindi è vero. Quello che però voglio arrivare a dire, e è il discorso per cui il 27 gennaio viene ricordato lo sterminio del popolo ebraico, è che c'è un'unicità in questo fatto, cioè sono stati uccisi. Nella guerra sono stati uccisi 50 milioni di persone, nei campi di sterminio sono stati uccisi 11 milioni di persone, 6 milioni di questi erano ebrei, però quei 6 milioni erano 2/3 dei 9 milioni degli ebrei totali, quindi questa è la specificità per cui è stata ricordata la Shoah come il più grande genocidio che sia mai stato fatto. Tornando e finendo il discorso su Auschwitz, in tutta Auschwitz sono stati uccisi 1.350.000 persone, 1.100.000 erano ebrei, no? 120.000, 125.000, adesso non ricordo esattamente il numero, erano Zigoiner, cioè Sinti e Rom, no?
e poi via via con numeri nettamente inferiori le altre etnie che ci sono state, appunto, nessuno lo nega, però se 1.100.000 su 1.350.000 erano tutti ebrei, c'è diciamo una prevalenza talmente marcata che purtroppo viene ricordato per questo, non è che ci si appropria di Auschwitz per qualche ragione. Certamente fu una tragedia premeditata, organizzata, fu uno sterminio, diciamo, peraltro gestito con i computer dell'epoca, perché la Shoah utilizzò il sistema Hollerith, che erano i primi computer a schede perforate, che erano state inventate da Hollerith, che era un tedesco emigrato in America. Il software che veniva usato era IBM, preparato a New York e poi venduto in Germania. Se noi vediamo i numeri che hanno i bambini sul braccio o gli adulti che avevano sul braccio, corrispondeva a una scheda perforata. E le schede perforate venivano trattate, erano 4 copie. Quando veniva poi annientata, uccisa la persona che apparteneva a quella scheda, quindi aveva un numero, non aveva un nome, aveva un numero, una delle schede andava a Berlino al Ministero degli Interni e quindi sapevano con esattezza cosa stava succedendo. Ma quello che non viene mai detto è che quelle schede perforate nascevano da un censimento che aveva fatto Hitler precedentemente, quando nessuno ancora aveva diciamo una prospettiva così tragica. Quindi in questo censimento c'era anche scritto di che religione sei, di che parentela sei e quali sono i tuoi predecessori, i tuoi antenati. Di conseguenza fino alla 4ª generazione uno era considerato ebreo. Se il nonno, il bisnonno era ebreo, lui dopo 4 generazioni sarebbe stato comunque condannato. Queste schede, quando andavano a prendere le persone a casa, sapevano dove erano perché usavano le schede perforate dell'IBM. C'è un bellissimo libro in questo senso, perché IBM e la Shoah è un libro che è stato pubblicato ancora molti anni fa, ma che testimonia questa, diciamo, individuazione dell'individuo. C'è un progetto. E questo progetto naturalmente poi c'è l'esecuzione. Naturalmente le persone non lo sapevano, è stato scoperto solo successivamente, perché queste schede perforate venivano lette attraverso dei fori, cosiddette perforate, e hanno trovato le macchine nei vari campi di sterminio, ma poi hanno trovato anche le schede a Berlino e in altri posti. In questo senso diciamo che un tedesco in America ha giovato a questa situazione e ripeto, il numero che era marchiato sulla pelle dei bambini era il numero delle schede perforate. Ma in questo senso, Giuliano Pisani, lei è l'iniziatore di un'attività a Padova che aiuta a capire che i tempi sono cambiati, che c'è una sensibilità totalmente diversa e non parliamo soltanto nei confronti, diciamo, di una popolazione, ma in genere la sensibilità verso tutti, perché tutti siamo uguali, tutti nasciamo alla stessa maniera e tutti siamo figli dello stesso Dio. Prego. Da quello che avete detto finora mi viene il pensiero che il progresso tecnologico sia stato posto al servizio dello sterminio di un popolo. Ed è una cosa terribile, come diceva l'ingegnere Romania Yacour, come è potuto succedere in paesi di cultura avanzata, quale era in quel momento la Germania, ma anche gli altri paesi satelliti in qualche modo della Germania, che avevano dato i natali a personalità straordinarie, scrittori, musicisti, intellettuali, artisti. Com'è stato possibile
che questo sia tradotto in una diffusione di idee malsane, di disprezzo nei riguardi della vita umana, della vita dei bambini. Noi in questa legge del giorno della memoria, che è stata emanata nel luglio del 2000, noi eravamo già partiti qualche mese prima con il nostro Giardino dei Giusti del Mondo. Questa legge è, diciamo, nella sua formulazione come minimo reticente. Ci sono anche delle confusioni sintattiche che la rendono quasi inintellegibile. Facciamo finta di aver capito che cosa ci chiede, ma penso che se ci proiettassimo in un futuro lontano e qualcuno esaminasse questa legge senza avere chiaro il contesto, senza avere la documentazione e le informazioni, farebbe fatica a capire di che cosa effettivamente si parla. Tanto per fare un'osservazione immediata, quando si parla dello sterminio del popolo ebraico e poi viene detto e dei deportati politici e militari e politici. Se voi guardate questa cosa, allora se uno è stato deportato perché proteggeva, nascondendo in casa sua, delle persone che erano perseguitate, questo che tipo di deportato è? È un deportato politico? Certo non è militare. Sto pensando a quella bellissima figura di una donna che mette proprio tutta la sua vita a disposizione per la salvezza degli altri, Maria Lazzari, e viene, diciamo, a 40 anni deportata a Ravensbrück, che era il campo di concentramento femminile per eccellenza, e qui muore durante una marcia verso Bergen-Belsen. Ecco, l'altra cosa che è veramente inaccettabile è che non si capisca in questo giorno della memoria chi abbia fatto che cosa, chi sono i responsabili di quello che è successo quando si parla dello sterminio del popolo ebraico. Allora, nel frattempo, dicendo che non è mai nella legge della memoria citata la parola fascismo, fascista, in un dibattito che è, diciamo, in questi giorni, in questi tempi, di grande, come dire, anche popolarità come dibattito, ecco, il giorno della memoria sfugge, diciamo, rispetto a questa osservazione. Ma noi ci ricordiamo, e prima lo ricordava lei, dottor Kasen, il campo di concentramento di Voiuganeo. C'è una legge emanata il 30 novembre del 1943 a firma di Guido Buffarini Guidi, che era il ministro dell'interno, diremmo, no? Della Repubblica di Salò, quindi di quello che era stato rifondato da Mussolini dopo dopo il 25 luglio. Settembre. Ecco. Il 30 novembre Buffarini Guidi emana un decreto in cui ogni provincia è chiamata a creare un campo di raccolta, diciamo, più che ancora di concentramento delle persone. Da noi viene individuata a Vovecchio e il 2 di dicembre, se non sbaglio, quindi 2 o 3 giorni dopo, entrano in questo campo 2 signore di Este, una mamma e una figlia, che sono le prime criminali arrestate e internate in questo campo di raccolta. Da questo campo di raccolta il 17 luglio del 1944, quindi sono 80 anni oggi, 79 se guardiamo Auschwitz, ma 80 anni se guardiamo questo episodio che vi sto per raccontare. Il 17 luglio del 1944 questo campo viene, diciamo così, smantellato, questo centro di raccolta viene smantellato, i 47 ebrei che vi si trovavano vengono portati prima ai Paolotti, poi a Trieste, a San Sabba, e da lì arrivano con il treno il 3 agosto ad Auschwitz,
e di questi 47 solo 3 ritorneranno, una mamma e una figlia e un'altra signora. Quanti bambini c'erano? 7, di cui 4 fratellini, dai 6 agli 11 anni. Io ho qui l'elenco di tutti i nomi, non voglio farlo, ma se ci pensiamo, i giornali dell'epoca parlavano di arrestati 4 bambini. Si possono arrestare dei bambini? Ecco, quindi la storia purtroppo si ripete, lo sappiamo. Io ho quasi un senso di fastidio quando sento dire si fa questo perché non si ripeta, ma perché? Non si sta ripetendo da 70 anni in forme diverse, in realtà diverse, ma con lo spirito iniziale che è lo stesso, cioè annientare un popolo. Genocidio è una parola che è stata, come è noto, formulata nel 44, quindi sono 80 anni anche della nascita di questo termine. Genos, greco, vuol dire popolo, e la radice di caedo, uccidere, quindi uccisione non come omicidio, purtroppo femminicidio, no? E qui noi invece ci troviamo di fronte a un genocidio, un'uccisione di un popolo, con, diciamo, quella struttura tecnologica, industriale, diciamo, che rende in questo senso sì unica la tragedia, che non è tanto e solo nei numeri esageratamente, come dire, terribili, pensiero di milioni di morti all'interno dei quali quanti milioni di bambini, di donne, di innocenti, comunque tutti. Ecco, tutto questo programmato scientificamente, razionalmente organizzato. L'idea che ci fosse qualcuno che non sapesse è francamente quasi risibile, se si può usare un termine così in un contesto drammatico quale quello di cui stiamo parlando, ma è risibile, lo sappiamo benissimo. C'è una carta, per esempio, del 42 dove viene posto a Mussolini il tema di cosa fare degli ebrei che venivano radunati in Croazia, siamo nel 42, e si chiede l'opinione del duce sulle disposizioni che il duce è chiamato, diciamo, a dare su questo momento storico drammatico. E si scrive: sono migliaia di persone destinate allo sterminio. E Mussolini scrive appena nulla osta, sì. M, nulla osta, M. Certo. Quindi nel 42 c'era anche un'informazione, come dire, ma c'era anche prima. Certo. 42 vuol dire Auschwitz viene allestito nel 41, quindi siamo già in un'immediatezza, fa parte di... E il famoso Rudolf Hess, e poi mi fermo perché non vorrei poi annoiare nessuno di voi, ma Rudolf Hess, che è il creatore, di fatto l'organizzatore del campo di sterminio di Auschwitz, nelle sue memorie, scritte dopo la condanna a morte, è stato poi impiccato ad Auschwitz, dove aveva compiuto le sue nefandezze. Questo Rudolf Hess si rammarica solo di quella volta che per errore 2 treni si trovarono contemporaneamente all'imboccatura di Birkenau, e quindi si lamentava del fatto che fosse stata inflitta un'ulteriore pena a queste povere persone che andavano a morire. Andavano a morire perché lui era più hitleriano di Hitler. Sì. Era diligente nazista. Era più nazista dei nazisti. Sì, certo. Allora, quello che vorrei dire in conclusione è: noi dobbiamo andare a capire le radici della cosa, non accontentarci, tra virgolette, di usare le parole
perché non si ripeta. Certo. Dobbiamo capire qual è la radice di chi dobbiamo diffidare, chi dobbiamo bloccare, perché altrimenti la democrazia muore per quel difetto che è insito nella democrazia e che Platone denunciava non perché fosse antidemocratico, perché era democraticissimo, ma quell'elemento che porta alla dissoluzione la democrazia, nell'8° libro della Repubblica, viene detto essere la libertà. Sì. La libertà che è costitutiva della democrazia è al tempo stesso il virus malefico che farà morire la democrazia. Noi dobbiamo aprire gli occhi e guardarci intorno e vedere quanti criminali sono oggi nei luoghi del potere e quanti di questi criminali sono convinti, artatamente magari convinti, di operare per il bene dei loro concittadini e non capiscono il limite valicato il quale siamo nell'abiezione e nella, diciamo, formulazione iniziale di quello che sarà poi una tragedia. Certo, diciamo che questo evento insegna e insegna ancora oggi. Il popolo che perde la memoria è destinato a scomparire. E questo non avviene nella popolazione ebraica perché hanno una storia scritta, una storia che si portano dietro, e anche questa tragedia fa parte della loro storia, della nostra storia. Però io vorrei fare un attimo un passo indietro per i nostri telespettatori, perché questa tragedia non è l'unica nella storia, quindi come normalmente siamo abituati facciamo un passo indietro e andiamo in quella che è stata la storia antica di questo popolo, e tutti conoscono l'esodo guidato dalla fuga dall'Egitto, ma poi c'è anche un altro fattore, e in questo lo spieghiamo nella diaspora, dalla diaspora all'Olocausto. Nabucco di Giuseppe Verdi fece il suo esordio alla Scala nel 1842. L'opera risorgimentale di Verdi, con il famosissimo coro Va Pensiero, raccontava della popolazione ebraica soggetta al dominio babilonese e del ritorno di questi popoli alla loro terra. Gli ebrei infatti furono deportati dal re Nabucodonosor in Mesopotamia nel 607 a.C., una popolazione utile per le sue capacità di sviluppo sociale, economico, intellettuale e culturale, e da qui nasce la crescita economica di un popolo, e questa crescita sarà una benedizione da una parte, dall'altra sarà una maledizione, perché sarà usata contro di loro in tutte le varie epoche. Con la presa di Babilonia da parte del re persiano Ciro, il popolo ebraico poté fare ritorno nella terra di Canaan nel 539 a.C., quella terra che poi i romani conquistarono e chiamarono Palestina. Verso il 63 a.C., con l'invasione da parte romana, la Giudea diventa una vera e propria provincia di Roma. Sotto la dominazione romana ci saranno due grandi guerre ebraiche nel 70 d.C. e nel 135 d.C. che porteranno ad un abbandono di massa di Israele da parte di molti ebrei. Il Tempio, costruito da Salomone, già distrutto dai babilonesi e secoli dopo ricostruito, fu definitivamente distrutto dai romani di Tito nel 70 d.C., che era arrivato a Gerusalemme per impossessarsi del tesoro custodito nel Tempio, denaro necessario a finire il Colosseo, perché suo padre Vespasiano si era indebitato fino al collo per costruire questa opera, che sarà completata proprio con il denaro rubato a Gerusalemme.
L'odierno muro del pianto è quanto resta a Gerusalemme dell'antico Tempio, Gerusalemme divenuta colonia romana e che fu interdetta ai figli di Israele. Iniziava così la grande diaspora, cioè l'emigrazione degli ebrei verso il Nord Africa e l'Europa, in seguito verso l'America, costretti ad andare a cercare fortuna altrove. Alcune comunità si costituirono nell'impero dei Parti a Babilonia, riuscendo anche ad arricchirsi. Dalla Mesopotamia emigrarono ancora più a oriente, in Afghanistan, India, Caucaso e poi in Asia Minore, nei Balcani, nell'Africa settentrionale e in Spagna. Secoli dopo, con l'affermazione del cristianesimo in Europa, il popolo ebraico incontrò ancora maggiori problemi. Ritenuti responsabili della morte di Cristo, saranno accusati di deicidio e per questo la Chiesa fu favorevole a una loro progressiva emarginazione. Gli ebrei potevano esercitare solo il commercio della roba usata e praticare il prestito. Facevano i banchieri, la Chiesa lo vietava ai cristiani. Il prestito era permesso però a chi, come l'ebreo, non apparteneva alla comunità cristiana. In un'epoca in cui si passa dall'economia del baratto a quella di mercato, il controllo della circolazione del denaro assicurava però un ruolo primario a chi lo deteneva. Agli ebrei erano concesse anche le condotte, autorizzazioni relative ai banchi di pegno attraverso i quali prestavano denaro a tasso prefissato. La diffusione della fede cristiana e la crescente irritazione nei confronti dell'usura praticata dagli ebrei culminarono in una serie di espulsioni dall'Inghilterra nel 1290, dalla Normandia nel 1296, dalla Francia nel 1306 e alla fine del 400 dai domini spagnoli, fino a sfociare in sanguinose persecuzioni, pogrom, spesso istigate da false accuse di profanazione delle ostie e di omicidi rituali. Il Quarto Concilio Lateranense del 1215, convocato da Papa Innocenzo III, stabilì che gli ebrei dovevano vivere in quartieri separati, che saranno poi chiamati ghetti, con porte da aprire all'alba e chiudere al tramonto. Erano esclusi dagli uffici pubblici, imponendo loro di portare un segno di riconoscimento, per gli uomini cappelli di foggia e colore particolare, giallo o rosso, oppure un disco di panno sul mantello. Le donne dovevano avere un velo giallo sul capo, come le prostitute. Queste disposizioni però resteranno in pratica inattuate per molto tempo, ma le ritroveremo applicate qualche secolo più tardi. L'antisemitismo rimase comunque presente in tutta Europa durante la Riforma protestante, la Controriforma cattolica, fino al periodo del nazifascismo con la questione razziale, quando l'antisemitismo raggiunse livelli estremi con la discriminazione e l'eliminazione di milioni di ebrei uccisi nell'Olocausto. Ecco, abbiamo fatto un breve excursus di quello che è la storia appunto di un popolo che viene regolarmente sfruttato, e ne abbiamo per esempio un esempio nella Santa Inquisizione spagnola. La Santa Inquisizione spagnola fu praticamente la cacciata della minoranza ebraica che era lì ancora prima della nascita di Cristo nella penisola iberica, e poi naturalmente questa Inquisizione fu concessa da Alessandro VI Borgia e fu un disastro. La maggior parte degli ebrei che abitavano all'epoca di Hitler in Germania erano fuoriusciti dalla zona appunto della Spagna per salvarsi da quella che fu la Santa Inquisizione. E io vorrei fare una domanda, non so se è coerente, ma perché c'è questa Inquisizione? Perché c'è questa persecuzione? Perché Hitler non è il primo, Hitler forse è l'ultimo a fare quello che ha fatto. E perché questo avviene? Perché c'è la convinzione di tutti che comunque uccidere un ebreo non è una cosa positiva. Lasciamo stare che sia un omicidio, ma comunque tutti considerano una cosa di poco conto. Così è stato in Germania, ma così è stato in tutti i paesi d'Europa fino alla fine del secondo conflitto mondiale. Romanan Yacour, mi può aiutare in questo senso?
Ma l'abbiamo già detto prima, non è che, cioè, comunque diciamo, in nuce c'è già nelle sue parole, cioè, però sono diciamo, due cose abbastanza separate, diciamo, quello che ha portato alla Shoah oppure quello che era l'antigiudaismo precedente. L'antigiudaismo precedente, come lei ha ricordato, aveva una base cristiana più che cattolica, perché appunto dopo effettivamente anche nelle varie divisioni del cristianesimo è rimasta, cioè di questa accusa di deicidio che purtroppo è rimasta fino al 1964, quando appunto il Concilio Vaticano II lo ha eliminato. E attraverso questa accusa di deicidio, che magari larga parte della gente era convinta che così fosse giusto, però altrettanto veniva sfruttata da qualcun altro, no? Queste persone venivano eliminate nel momento in cui non erano più utili, no? Cioè, dopo la diaspora gli ebrei sostanzialmente sono andati in quei posti, si sono canalizzati in quelle direzioni dove pagando potevano comprarsi la permanenza, no? E tant'è vero che tutte le attività che facevano, il fatto stesso di poter risiedere, aveva una corrispondenza di denaro, appunto, che veniva versato al potente locale. Poi c'è il secondo discorso che abbiamo già fatto della concorrenza, cioè attraverso, diciamo, insieme a quel 2% di popolazione che era alfabetizzata, una grossa fetta erano gli ebrei, l'altra fetta erano i monaci sostanzialmente. Pochissimi dei potenti erano allitterati, non molti, e quindi c'era realmente dalla parte ecclesiastica veniva vista una concorrenza con queste persone a livello di produzione di idee piuttosto che di diffusione delle stesse. Ma ancora direi che non era questo l'elemento fondamentale. L'elemento fondamentale, come lei ha detto, fu il discorso dell'obbligo più che dell'autorizzazione al prestito del denaro, no? E nel momento in cui il primo cliente del prestatore era addirittura il potente, era molto facile, nel momento in cui il debito era diventato troppo grande, eliminare il debito, cioè eliminando la persona verso cui si era debitore. Quindi questa persona aveva come possibilità o andarsene, e già era qualcosa perché aveva salva la vita, oppure ci lasciava le penne. Ed è la decisione che prende Isabella di Spagna. Tutte le espulsioni hanno alla base questo discorso. Sì, la Rebensida, però caliamola sulla realtà. La Rebensida, la riconquista della Spagna, è finanziata dai banchieri ebrei. E quando è il momento di restituire il denaro, naturalmente Isabella mette in piedi la Santa Inquisizione e dice: chi non va via sarà ucciso, salvo che non faccia, non si converta al cristianesimo. E naturalmente questa fu la grande. Sappiamo anche che molto spesso gli ebrei prestavano denaro come prestanome del potente locale, no? Ah, certo. Cioè, molto spesso era proprio il vescovo piuttosto che il conte locale che metteva il denaro, e l'ebreo aveva solo il posticino al banco. Tra l'altro, infine voglio anche dire una cosa: questo discorso dei banchieri, che poi appunto oggi ammantiamo di una grandezza e di una munificenza enorme, no? In effetti banco voleva dire una cassettina di frutta, no? Cioè, erano poco più di urtisti queste persone, perché se pensiamo che per esempio le condotte che lei ha citato erano tante, cioè l'autorizzazione a prestare denaro era data a decine di persone, quindi sostanzialmente erano proprio neanche dei banchetti della frutta, proprio delle cassette dove uno andava lì perché chi erano i clienti, se non parliamo dei potenti, come dicevamo prima? Il cliente era il contadino, che poteva vendere il suo prodotto solo dopo 9
mesi in cui arrivava il raccolto, ma prima doveva comprare i semi, gli attrezzi eccetera, oppure era l'artigiano che lo stesso poteva forse prendere compenso, ma quando aveva costruito il carretto piuttosto che la zappa, piuttosto che quello che serviva, oppure nelle nostre zone lo studente universitario che era lontano da casa e che tornava a casa una volta all'anno e quindi aveva bisogno di soldi fino a che poteva ritornare con i soldi del padre. Certo. Ma io aggiungerei, se posso, Prego. che non solo gli ebrei tenevano banco, come spesso si legge e si sente dire, perché se uno guarda Dante e legge La gente nova e i subiti guadagni, quei subiti guadagni sono fatti facendo girare denaro, Sì. prestando, lucrando su questi prestiti. E noi siamo a Padova, abbiamo Enrico Scrovegni e la famiglia Scrovegni che prestava denaro non ad usura ma a tasso di interesse. Quindi quando veniamo a sapere che un anno prima di morire finanzia una spedizione veneziana, lui da solo con col suo banco, una spedizione militare veneziana contro Cipro, e siamo nel 35-36, evidentemente aveva a disposizione delle enormi risorse finanziarie, Certo. perché una spedizione di quel genere aveva costi altissimi. Quindi io credo che anche, come dire, giustamente ha ricordato l'ingegnere Romanin Yacour che diciamo c'erano anche i prestanome, quelli che diciamo agivano mandando avanti il mercante di Venezia, quello si legge Shakespeare e si capisce. Sì, certo. Prego. Sì. Grazie al professore che ha citato appunto i medici per primi erano i finanzieri del Vaticano, ma e nella storia dei medici ci sono tutta una serie di finanzieri secondari contro cui i medici si compresi i famosi Chigi, sì, esatto, di Siena. Sì, ma i pazzi. E l'altra cosa che ha citato il professor Pisani, che è molto interessante dal punto di vista etimologico, no? Che l'usura, che poi è rimasta attaccata come una parola orribile, era perché veniva da ad usum, cioè un prestito che era fatto per essere usato. No. Sì. Mentre quando appunto sono nati i banchi dei pegni piuttosto che altre forme appunto della stessa tipologia di finanziaria, no? Si è parlato di quid interest, e allora era anche definito già il quid interest. È la stessa cosa che troviamo oggi sulle descrizioni delle banche, perché diceva deve andare a ripagare il tempo, il costo interno, il guadagno di chi fa il prestito e tutti i costi accessori, no? E quindi sono gli stessi prospetti che noi leggiamo sulle banche di adesso, no? Sì. Ma quid interest, cioè l'interesse, era autorizzato e tra l'altro i primi banchi dei pegni sono stati fondati da ecclesiasti, no? Certo. I domenicani. Invece l'usura è sempre rimasta come macchia indelebile. Ciò nonostante, ai fini di quello che, cioè l'usura come l'uccisione dei bambini per estrarne il sangue oppure l'accusa di omicidio e roba del genere, hanno creato tutta una vastissima stereotipia che è stata ampiamente documentata e utilizzata in tutte, diciamo, le letterature che vanno dal 1100 fino al 1800. No? Nel 1800 vengono riprese tutte da questo antisemitismo, perché la parola antisemitismo è coniata nel 1873 da un giornalista tedesco, non mi ricordo il nome, e rivengono fuori come cultura di base che purtroppo imperava, insomma, oltre al fatto che, come ricordavo prima, di nuovo questa gente diversa viene vista come concorrente e quindi come elemento da eliminare.
Certamente. Sì, su questo, se posso agganciarmi proprio come gente da eliminare, è abbastanza tipico del potere in tutti i secoli che siamo in grado di documentare da un punto di vista storico, che vengano additate come, diciamo, responsabili di crimini determinate gruppi di persone, come dire. Cioè, anche noi oggi perdiamo di vista, non ci preoccupiamo paradossalmente molto, ma molto meno della criminalità organizzata rispetto al dire che ci sono dei pericoli che arrivano con le barche dal mare. Certo. E additare questo serve per avere consenso. Additare il nemico certo. È una pratica che viene usata fin dai tempi documentati dell'antica Grecia. Certo. Si addita un nemico per coalizzare contro e per avere potere. Ma devi prima creare il nemico, poi fai la guerra. Certo. Perché sennò quello che è successo dopo la guerra, che i tedeschi venivano come turisti quando 3 anni prima, 5 anni prima venivano e sparavano. Cosa vuol dire? Che il singolo di per sé non ha la cultura dell'omicidio, è quello che viene dall'alto, l'imposizione e quindi l'adattamento della popolazione. Delle cause che io ritengo non sia ancora stata fatta nel modo dovuto, sì. La ricerca delle cause, se non altro delle cause comuni. Se abbiamo più genocidi possiamo vedere che ci sono anche in questi genocidi diversi, in luoghi diversi, in epoche diverse, ma caratterizzate da elementi comuni, il primo dei quali è additare il nemico. Certo, ma io vorrei entrare anche in un altro aspetto, perché si racconta sempre la storia attraverso i fatti e spesso e volentieri, cioè anzi sempre, l'uomo si comporta in una certa maniera pro domo sua. Diciamo che uno che ha ispirato l'antisemitismo in Germania fu un certo Schacht, che ne abbiamo parlato la volta scorsa, un banchiere tedesco, che ha fatto un calcolo molto semplice. Se io parliamo della Germania del 1933, dove la gente camminando per la strada cadeva per terra morta di fame. Questa era la tragedia della Germania dopo il primo conflitto mondiale, quando non riuscì a risollevarsi e la Francia e l'Inghilterra ci fecero di tutto perché questo non succedesse. Questa necessità di eliminare una parte della popolazione e quel denaro creare un'altra economia. Ricordiamoci una cosa, che uno dei personaggi più tragici, ma fu assolto al processo di Norimberga, fu appunto Schacht. Schacht portò la Germania, e parliamo 1933, che un solo dollaro americano corrispondeva a 4 miliardi e mezzo di Deutsche Mark, quindi la Germania era impossibile da risollevare. Nel giro dei 6 anni è partita la seconda guerra mondiale, cioè nel 1939 Hitler aveva tanto denaro e aveva rimesso in piedi una produzione economicamente potente da poter iniziare quella che è stata la tragedia del secolo scorso. Questo per dire che spesso si va in cerca dei fatti ma non si capisce qual è il motivo conduttore che porta a determinate situazioni, e sono la finanza, perché l'economia tedesca è sempre stata un'economia di guerra, salvo poi alla fine della seconda guerra mondiale, quando le cose cambiarono completamente. Questo, uno dei motivi di persecuzione è l'appropriazione indebita di queste persone che vivevano in tutto il pianeta, ma soprattutto nella Germania e nelle altre popolazioni che erano sottomesse alla Germania, Italia compresa, ma l'Italia, diciamo, di ebrei non ce n'erano così tanti come in Germania. Ma per quale motivo non c'erano? Ma perché la popolazione ebraica che viveva in Italia non poteva crescere per ovvi motivi, di motivi religiosi. Prego, professore.
No, io, se mi permette, dissento un momentino da come lei ha esposto questo fatto, no? Perché avvalorerebbe una delle più brutti stereotipi in cui viene detto che appunto gli ebrei hanno in mano tutta la finanza o tutto il denaro o tutte le cose, quindi non posso per nulla condividere quello che lei ha detto, perché oltretutto in Germania gli ebrei rappresentavano lo 0,7% della popolazione. Ora, vogliamo credere che lo 0,7% della popolazione possedesse tutti i denari della Germania, oppure che portasse, come poi è stato detto, che portasse via tutto il lavoro delle persone, cioè del 99,3% o cose del genere. Di fatto le due matrici principali che fornirono la chiave dell'inizio della guerra, cioè non sto negando che ci possa essere anche quella finanziaria, ma le due matrici furono avvalorate da una serie compiacente, come c'è sotto tutte le dittature, di professori universitari che, richiesti di dare delle motivazioni, le forniscono. Le due motivazioni erano: la prima, la ricerca della necessità del tedesco ariano puro per la propria sopravvivenza, cioè cosa era necessario, cioè quanta terra in termini agricoli, quanto industria di un certo tipo, quanto pezzi di casa piuttosto che elementi di città o roba del genere, talché quando è stato fatto questo studio, moltiplicato per il numero dei tedeschi ariani puri, non solo residenti in Germania ma anche negli altri luoghi limitrofi, veniva fuori la giustificazione morale per cominciare a fare l'invasione verso est, e che è solo il primo passo di quel Reich millenario che doveva andare dagli Urali fino all'Atlantico. La seconda motivazione ufficiale, sempre dovuta a uno studio, in questo caso tipicamente razziale, era la scala dei valori dell'umanità, dove in cima alla scala c'era il tedesco ariano puro, purtroppo sotto l'ultimo gradino c'erano gli ebrei, gli omosessuali, gli zingari e quant'altri si volevano eliminare, e questo dava la ragione del poter cominciare a sterminare le persone, che poi, come diceva lei, era solo il primo esperimento, perché nel famoso Reich millenario poi dovevano sparire anche degli altri, o se non sparire interamente, diventare degli schiavi della gleba. Certo, ricordo, non voglio contraddirla, perché il valore, diciamo, la capacità finanziaria di quei pochi ebrei rispetto alla popolazione tedesca non avrebbe risolto il problema, ma diciamo che scientificamente il Terzo Reich ha fatto in maniera tale che non solo venissero sacrificati gli ebrei, ma venivano usati fino alla morte, cioè erano dei campi di lavoro. Il signor Krupp spostò le sue fabbriche vicino ad Auschwitz e vicino agli altri campi di sterminio e venivano usati, ma c'è addirittura, ci sono dei testi dove calcolano per quanto tempo un uomo può lavorare all'esasperazione, quanto tempo può usare mangiando il minimo, consumando il minimo possibile, cioè risparmiamo il più possibile l'alimentazione, vediamo quanto dura, e avevano calcolato dai 6 agli 8 mesi. Dagli 8 mesi moriva perché non ce la faceva più a sopravvivere. Questi erano i calcoli, e facevano economia, perché nel paradosso costruivano le armi per fare la guerra del Reich, o costruivano il grande muro sull'Atlantico per lo sbarco, probabile sbarco degli alleati sul territorio tedesco o francese. Furono usati milioni di persone, ma non solo ebrei, ma anche italiani. Si parla che Mussolini mandò più di 1 milione di italiani a fare questi lavori, che finivano sempre che uno moriva di fame.
No, più tutti i 600.000 IMI che sono stati poi imprigionati successivamente. Certo. Ma sì, la manodopera veniva pagata da 5 a 7 marchi per l'uomo e da 4 a 5 per la donna. Ma non per i prigionieri di Auschwitz piuttosto che di altri campi di concentramento. Sì, cioè, sto parlando di quelli, sì. Sto parlando del fatto che da questo punto di vista le SS si dimostrarono non tanto un tipo di polizia come siamo abituati a considerarla, ma una multinazionale di un'efficienza e di un fatturato gigantesco. Stavo dicendo appunto, se noi pensiamo che queste persone sì e no costavano all'ordo anche di tutta l'organizzazione per tenerli dentro, diciamo mezzo marco al giorno, no? Lavoravano 11 ore e producevano appunto 7 marchi, no? Cioè, quindi ne restavano 6 marchi e mezzo di utile, moltiplichiamolo prima per 1000 se vogliamo solo, poi eventualmente per 10.000, 100.000 e stiamo parlando al giorno. Certo. No? Al giorno, quindi quant'era il fatturato di questo? Dopodiché, tra l'altro, dove non... producevano, per esempio tutte le cave di pietra, guarda caso vicine a molti dei campi di concentramento, evidentemente poi quella pietra veniva usata per qualcosa, no? Cioè veniva venduta, ma possiamo citare la BMW, la Audi, la Bayer, lei ha citato la Krupp, la Siemens, cioè non esiste nessuna grande fabbrica tedesca che non abbia utilizzato la manodopera dei campi di concentramento, no? Sì, ma in maniera tragica. Addirittura la famosa organizzazione Todt, che era un'enorme industria di costruzioni di cui le SS si erano appropriati dopo la morte del fondatore, veniva utilizzata e utilizzava questo tipo di manodopera per le grandi costruzioni che aprivano la strada alle invasioni. Certo. Cioè i ponti sul Dnieper sono stati fatti dall'organizzazione Todt e dalle persone che sono morte lì sul posto. Le autostrade che dovevano collegare la Polonia con l'Ucraina proprio da nord a sud eccetera sono state organizzate e sono una storia immensa di cadaveri lasciati per la strada, perché in quel caso non venivano neanche seppelliti, perché tanto buttati. Congelavano, quindi non davano fastidio. Bene, vediamo il prossimo contributo, la soluzione finale nazista. I nazisti spesso usavano termini eufemistici per nascondere la vera natura dei loro crimini e l'espressione soluzione finale fu usata per indicare il piano per eliminare la popolazione ebraica. Non si sa con precisione quando fu decisa, ma il genocidio e la strage degli ebrei arrivarono all'apice di un decennio caratterizzato da misure discriminatorie sempre più dure. Salito al potere Hitler nel 1933, la persecuzione e la segregazione degli ebrei fu attuata con un piano preciso. Il razzismo di Stato portò alle leggi razziali del 1935, conosciute come le leggi di Norimberga, che rappresentarono il primo passo della deumanizzazione degli ebrei, privati della cittadinanza, considerati razza di sottouomini che, rimasti senza alcuna protezione giuridica, si trovarono esposti a ogni sorta di violenza alle loro proprietà, prima alle loro vite, poi. Un attentato a Parigi da parte di un ebreo polacco 17enne contro un diplomatico tedesco fu il pretesto per scatenare quella che passerà alla storia come la notte dei cristalli del novembre 1938, un'ondata di violenza che portò alla distruzione di migliaia tra negozi e abitazioni ebraiche e almeno 500 sinagoghe in cui furono uccisi quasi 2000 ebrei. Un sistema per condizionare la popolazione ebraica e costringerla a lasciare la Germania.
Furono realizzati i ghetti dove gli ebrei erano isolati e controllati, costretti a vivere in condizioni precarie tra sovraffollamento e malnutrizione. Con la firma del patto Molotov-Ribbentrop dell'agosto 1939, Unione Sovietica e Germania avevano concordato la non aggressione reciproca e la spartizione della Polonia. Hitler diede il via all'invasione del paese il 1 settembre 1939, provocando l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. I tedeschi raggiunsero Varsavia il 28 settembre del 1939, mentre il 17 settembre anche Stalin aveva dato il via all'invasione. La campagna in Polonia si concluse con la spartizione del paese tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica di Stalin. Il patto Mosca-Berlino però non resse, a violarlo fu Hitler, che nel giugno del 1941 diede il via all'operazione Barbarossa per invadere l'Unione Sovietica. In contemporanea le SS, affiancate da unità speciali di polizia specifiche per lo sterminio, iniziarono a eliminare intere comunità ebraiche. Per questo furono usate camere a gas mobili. Si trattava di autocarri blindati e sigillati con il sistema di scarico modificato in modo da portare il monossido di carbonio all'interno del veicolo. Le camere a gas mobili erano necessarie per sostituirsi alle fucilazioni di massa che necessitavano di molti uomini e un dispendio di munizioni. Poco dopo l'inizio dell'invasione dell'Unione Sovietica, Hitler diede a Heinrich Himmler, capo della SS, l'incarico di garantire la sicurezza nelle zone occupate dell'Unione Sovietica e 2 settimane più tardi, siamo a fine luglio del 1941, Hermann Göring autorizzò il via ai preparativi per attuare la completa soluzione del problema ebraico. Nell'autunno del 1941 Himmler ordinò di attuare il progetto di eliminazione sistematica degli ebrei residenti nel governatorato generale, territorio della parte centrale della Polonia. Un piano battezzato Operazione Reinhard. 3 centri di sterminio creati per l'eliminazione di massa furono costruiti in Polonia nell'ambito dell'Operazione Reinhard: Belzec, Sobibor e Treblinka. Il campo di Majdanek fu utilizzato per lo sterminio degli ebrei del governatorato generale. Nelle sue camere a gas morirono in decine di migliaia, principalmente prigionieri assegnati ai lavori forzati e divenuti ormai troppo deboli per continuare a lavorare. Nel centro di sterminio di Chelmo furono trucidate altre decine di migliaia di ebrei e alcune migliaia di zingari rom. Dalla primavera del 1942 Himmler stabilì che anche Auschwitz II, Auschwitz-Birkenau, venisse usato come campo di sterminio. Qui troveranno la morte almeno 1 milione di ebrei deportati, un po' da tutta Europa. La soluzione finale prevedeva quindi l'eliminazione di tutti gli 11 milioni di ebrei europei, con il gas, con la fucilazione o con qualsiasi altro mezzo. Le SS e le unità di polizia uccisero circa 2.700.000 ebrei nei campi di sterminio e alla fine circa 6 milioni di ebrei, uomini, donne e bambini, furono uccisi nell'Olocausto. Stiamo parlando dei 2/3 della popolazione ebraica che viveva in Europa prima della Seconda Guerra Mondiale. Prego, Davide Romanini Iacol. È stata una questione anche molto rapida, in poco tempo. L'efficienza che hanno presentato la popolazione tedesca nel fare questa catastrofe, nel creare questa cosa, è stata di una perfezione unica, e soprattutto il fatto di liberarsi anche di una colpa, lasciando ad altri a fare questo tragico mestiere. Ci può raccontare un po' di vicende? Sì, dobbiamo andare avanti sulla distinzione appunto di quello che viene chiamato campo di concentramento, con una parola unica, no? In effetti, appunto, dicevamo, ci sono i campi di lavoro, ci sono i ghetti, ci sono i campi di sterminio e ci sono i campi misti, no? Forse va precisato il fatto che
dalla parte occidentale dell'Europa ci siamo fermati ai campi di transito, no? Di cui Fossoli in Italia, Drancy o anche Gurs in Francia, Westerbork in Olanda, Malines in Belgio sono l'esempio, forse a parte non importa, cioè in questi campi di transito dalle nostre parti pochissima era la gente che moriva. Fossoli è morto una persona in tutto, insomma, no? E è morta probabilmente per cause naturali. In Francia e in Belgio qualcuno è stato ucciso anche sul posto, ma perché questo tipo di cosa nel nostro mondo occidentale non sarebbe stato accettato, sarebbe stato visto male, eccetera. E quindi queste persone venivano prese, messe in posizione tale in cui la logistica perfetta, appunto, tedesca poi li distribuisse sui campi dove sarebbero state sterminate, o provvisoriamente, fino a che non è stato deciso lo sterminio, era solo considerata una deportazione per andare a riempire appunto quei ghetti che cominciavano a essere fatti nelle grandi città di Lodz, di Varsavia o quasi in tutta la Polonia, ma sempre nella parte est. E perché nella parte est? Perché nella parte est c'erano alcuni fattori che erano invece favorevoli, che non avrebbero permesso, cioè che potevano essere fatte quelle cose che l'Occidente, come lo conosciamo noi, insomma, non avrebbe consentito. La prima condizione era uno stato di povertà indubbio, e che poi nel caso appunto della parte di invasione, dell'ex invasione russa, no? Diventava una povertà ancora più elevata, perché purtroppo dalla parte russa era stata spaventosa il fatto di quella parte di Polonia e di Europa che era stata assegnata dal patto Ribbentrop-Molotov. Quindi il primo elemento era un elemento di povertà. Si legge, per esempio, così diciamo ad esempio, che in Lituania appunto dicevano che in fin dei conti l'uccisione di 300 ebrei aveva l'unico significato di procurare 600 scarponi, 300 cappotti e non so se 300 altri tipi di indumenti. E questo metro è stato spesso usato dai nazisti per pagare, diciamo, la connivenza della popolazione locale. Il secondo elemento è quello che avevo detto prima, cioè un antisemitismo endemico che c'è sempre stato. Un terzo elemento è appunto il fatto che nel momento in cui i nazisti invadono, appunto, vengono visti anche come liberatori contro il sovietismo, il bolscevismo, il comunismo, appunto, che veniva dalla parte est e che era forse più invisa evidentemente che i tedeschi. Questo fa sì che grossissime fette della popolazione polacca per prima, però moltissimi ucraini, moltissimi lituani, moltissimi lettoni, sono la manodopera che viene utilizzata per poi eseguire gli eccidi, cioè effettivamente l'organizzazione era nazista, la provocazione era sempre nazista, però non si può neanche pensare che da un lato la Wehrmacht doveva andare avanti, che tra l'altro andava avanti a una velocità incredibile, no? Allora sono stati fatti gli Einsatzgruppen, che però erano sempre un numero limitato di persone, cioè originariamente erano 3.000 persone, poi sono diventate anche 300.000, ma non giustificano il fatto che possano aver fatto quello che hanno fatto. C'era sempre manodopera utile da parte di altri tipi di popolazione, però purtroppo
l'obiettivo era sempre quello dello sterminio. Lo sterminio, giustamente prima il filmato ricordava il numero di persone che sono state annientate all'interno dei campi, ma all'esterno dei campi di concentramento comunque c'è stato uno sterminio di almeno 1,5 milioni di persone, prima ancora che venisse definita la legge di Wannsee, che è 22 gennaio del 42, scusate, quindi già nel 41 in tutta la fascia sud-est dell'Europa, cioè a partire dalla Serbia, andando in giù fino al Caucaso, diciamo, erano stati fatti lo sterminio di 1,5 milioni di persone, per esempio con la connivenza dei rumeni, che sono stati altrettanto spaventosi, perché 700.000 persone sono sulla coscienza dei rumeni, insomma, no? Quindi, insomma, se parliamo di numeri possiamo dirne e darne tanti. Il fatto è che appunto addirittura ci sono delle mattanze che sono passate alla storia per la loro quantità spaventosa, cioè Babi Yar era un burrone proprio a pochissimi centinaia di metri da Kiev, no? E tutta la popolazione di Kiev è stata ammazzata a Babi Yar, e dove si conta che 33.771, cioè la precisione è tedesca, sono loro che danno questo numero, persone sono state uccise nell'arco di meno di 2 giorni, no? Ora, quando si parla di numeri si fa, diciamo, 6 milioni, 33.000 eccetera, ma sono numeri grandissimi comunque, cioè, e queste persone venivano portate in questo burrone, fatte sdraiare sopra i corpi del gruppo trucidato precedentemente e uccisi, e si andava avanti così, cioè, fino al riempimento del burrone. Ma questo non è stato fatto solo a Babi Yar, è stato fatto in tanti altri luoghi, dove era data cioè lo schema era sempre lo stesso, ma il comandante locale decideva le modalità e l'opportunità e avveniva, e questo, ripeto, sì, dal nord della Lettonia e Lituania, passando attraverso la Bielorussia, la Polonia, l'Ucraina, come dicevo prima, la Romania, eccetera. Purtroppo è successo dappertutto, compreso Serbia, Croazia. Certamente. E allora passiamo al prossimo contributo, Auschwitz, 79 anni dopo. Da quel giorno di 79 anni fa il mondo non è stato più lo stesso. Il 27 gennaio del 1945 gli uomini dell'Armata Rossa sovietica aprivano i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, scoprendo e svelando al mondo quello che tanti sapevano, sospettavano, ma che nessuno aveva mai denunciato. Un orrore messo in atto con metodologia scientifica che aveva portato alla morte di oltre 15 milioni di persone, tra ebrei, zingari, omosessuali, testimoni di Geova, dissidenti politici, disabili e tanti altri, rinchiusi e uccisi nei campi di concentramento nazisti prima e durante il secondo conflitto mondiale. Auschwitz da quel giorno è diventato il luogo simbolo delle vittime della discriminazione e delle sofferenze di chi è stato internato. Auschwitz di fatto era un complesso di campi di concentramento e di lavoro nella Polonia meridionale, in cui i deportati venivano utilizzati per lavorare nelle varie industrie tedesche che erano state costruite nei dintorni, e per questo motivo molte industrie non furono bombardate dagli alleati, a conferma che evidentemente si sapeva cosa stava accadendo in quei campi di raccolta. Ma oltre ad Auschwitz nacquero tanti altri campi, tra cui l'altrettanto famoso campo di sterminio di Birkenau, il campo di lavoro di Monowitz e altri 45 sottocampi costruiti durante l'occupazione tedesca della Polonia. Campi di lavoro e di sterminio dove i deportati venivano sfruttati fino alla morte. Tutto era calcolato e organizzato. Quanto potevano rendere come forza lavoro i deportati, mantenendoli in vita con una razione di cibo infima? Se non servivi, venivi eliminato subito, ma spogliandoti di tutto, dei capelli, di qualche dente d'oro, se lo avevi, per molti anche della pelle, come facciamo con gli animali da macello, di cui non si butta via nulla.
I luoghi dove si è consumata questa tragedia sono stati migliaia, luoghi di massacro, di eliminazione fisica, e poi i tanti ghetti dove la costrizione era l'anticamera verso lo sterminio. Erano distribuiti in tutta Europa, luoghi più o meno conosciuti, più o meno famosi, ma quelli che restano completamente sconosciuti o di cui si parla poco è come se non ci siano mai stati. Di questa tragedia conosciamo bene i numeri che ci devono far pensare, perché ogni persona, ogni singolo individuo ucciso, eliminato, bruciato, gasato era una persona come noi, che voleva vivere, aveva delle speranze, delle aspettative, degli affetti, come dire, una persona uccisa per milioni di volte. Quando nelle immagini vediamo le cataste dei cadaveri spinti da un bulldozer verso una fossa comune, dobbiamo renderci conto che quei corpi, ogni singolo corpo poteva essere il corpo di un padre, di un figlio, di una madre, di qualcuno insomma, verso il quale qualcuno aveva nutrito dei sentimenti, ed essere spinti in una fossa comune da un bulldozer è veramente la fine di ogni ricordo e di ogni individualità. È una tragedia di una popolazione, ma è una tragedia anche per i sopravvissuti, che comunque non erano di quella, diciamo, di quella etnia. Professor Romanini Yacour, è possibile che oggi, se vogliamo pensare a questa tragedia, ci sembra quasi sovrumana, è avvenuto in un altro pianeta, mi pare, no? No, è venuta proprio qua. Sì, ma se io parlo con mio nipote oggi e dico guarda che è successo questo fatto, lui è come raccontargli, non so, una cosa surreale, perché non appartiene alla cultura attuale, anche se per carità il razzismo rimane ancora abbastanza sommerso. Beh, però è nostro compito, perlomeno per chi lo pensa. Certo. Io ne ho fatto uno degli elementi della mia vita, il fatto di spiegare, tra l'altro senza nessun tipo di piagnisteo o roba del genere, perché non serve a niente, ma cercare di dare consapevolezza di quello che è stato fatto. Lo facciamo qui col Comune di Padova dal 2003, quindi sono 20 anni che ogni anno minimo portiamo 200 studenti a vedere, a toccare, ma al di là di vedere e toccare li teniamo con noi 4 o 5 giorni, facendogli 12 ore di lezione al giorno e spiegandogli queste cose, insomma. Certo. Proprio perché ci sia la consapevolezza. Sì. E il Giardino dei Giusti nasce anche per questo, mi pare. Il Giardino dei Giusti nasce proprio per far capire che di fronte all'orrore si può anche sempre rivendicare la propria umanità, la propria dignità personale. Prima ricordavo Maria Lazzari, ma i giusti sono, diciamo, vorrei dire, tanti, molti dei quali ancora occulti, perché chiaramente non andavano a sbandierare quello che avevano fatto nell'imminenza in cui lo facevano, e dirlo dopo sembrava una forma, come dire, anche di vanteria in qualche misura, e quindi rappresentano i giusti la voce della coscienza. Io credo che sia fondamentale il lavoro che fa l'ingegnere Romanini Yacour con gli studenti, ma noi dovremmo anche pensare che dobbiamo andare alle radici di questo, senza paura. Il dire che è successo 70 anni fa sembra allontanare in un'epoca remota, che comunque non ci riguarda. Ma se noi andiamo ad esaminare le cause, e lo facciamo cercando di vedere l'universalità delle cause, dovremmo renderci conto che quello che accennavo prima, che Primo Levi ci dice, no? Voi che siete nelle vostre case al riparo, ecco, meditate che questo è stato, ecco.
Meditate che questo è stato, cioè qual è la causa di questo che è stato? Com'è stato possibile che in un paese di cultura avanzata ci fossero le complicità, per esempio, degli universitari, degli accademici? Com'è possibile? E oggi è possibile o non possibile? E in Italia qual era la situazione? Poi alla fine troviamo che a rifiutare il giuramento di fedeltà al fascismo furono in 12. Ce lo ricordiamo questo? 12 su 1000. Quindi vuol dire che quando vennero le leggi razziali applicate con l'allontanamento degli docenti dalle università e dalle scuole, ma diciamo limitiamoci a dire dalle università, ci furono anche quelli che chiesero subito di mettere a concorso i posti che si erano venuti liberando. Certo. Ecco, com'è possibile che questo sia accaduto? Ci sembrerebbe una cosa impossibile, eppure era così, c'era una omologazione in negativo tremenda, e i giusti sono quelli che non ci cascano, posso usare un termine così, non diventano vittime della propaganda, del nemico additato, finto, falso, ma diventano invece persone che sentono di dover aiutare chi è minacciato. Ma chi faceva la delazione denunciando un ebreo guadagnava 5.000 lire, sì, che era il compenso dato alla vincitrice di Miss Italia, 5.000 lire per un sorriso. Vorrei avere 1.000 lire al mese, si cantava a quell'epoca. Si cantava se potessi avere 1.000 lire al mese. Un buon stipendio. Diciamo che c'era un po' di inflazione in queste di 5 mesi. Sì. Però questo era. Certo. Questo era. Ma questo è stato uno dei meccanismi, io l'avevo anticipato prima, di come cambiare l'economia e di come far pesare e sfruttare questa popolazione fino all'ultimo. Ma poi il problema è perché devo infierire su una popolazione? Perché c'ha una storia, è già condannata dalla storia, una storia è un che è stata la facile. Santa Inquisizione, che per 1000 e passa anni ha perseguitato questa popolazione con un principio, diciamo, sovrannaturale, che questa popolazione ha ucciso il proprio Dio. Guardate che non ce ne sono altre religioni basate su un concetto di questo genere. Io ti condanno perché chissà chi, il tuo predecessore 2000 anni fa o 1000 anni fa, ha ucciso Dio e tu sei anche colpevole. Guardate che è una logica che oggi non esiste, ma che è terribile. Come si poteva insegnare alle persone la condanna di un popolo solo perché qualcuno ha detto hanno ucciso Dio? Ma questa cosa non nasce. Nasce da Costantino, quando fa la prima riunione dei cristiani, fa il primo concilio, quello di Nicea. Bisogna 325. che Cristo, perché una buona parte della popolazione cristiana dell'epoca non crede che Cristo sia Dio, crede che sia l'unto del Signore, cioè quello che aveva portato il Messia, aveva portato la nuova novella, e dice no, perché se no non funziona. Come facevano i romani a credere che quello che avevano crocifisso col diritto romano, che si chiamava Cristo, improvvisamente diventasse Dio? Non era possibile. E allora bisognava sconfiggere questa credenza. Sono stati gli ebrei a uccidere Cristo. Perché? Perché non hanno capito che era Dio. E i romani praticamente abbracciano una religione positiva. Ma
Gli ebrei non ammazzavano le persone quando portavano all'agonia una persona, usavano la pietra, era un uso diverso, la crocifissione era tipicamente romana. Però bisogna cambiare una storia e questa storia ce l'ha consegnata a mani piene Costantino, che era un personaggio un po' strano. Poi Costantino venne considerato il secondo Cristo in terra, il secondo Messia, ed era un santo Costantino. Ma peccato che avesse ammazzato la moglie immergendolo nell'acqua bollente e il figlio fu fatto assassinare da Costantino. Ma naturalmente era un'altra epoca. Purtroppo la storia rammenta sempre un solo aspetto, quello che serve per modificare il pensiero delle persone, e non racconta la realtà dell'epoca. In questo senso ci sono delle vittime, e su questa storia, che è stata fondata nel 312 d.C., ancora ci si naviga sopra, ed è importante la sua funzione, Romane Iacur, perché bisogna raccontare la verità, poi ognuno la interpreti come meglio preferisce, ma quello che sono importanti sono i fatti e non le leggende. Lascio a lei la chiusura di questa trasmissione. Grazie. No, io mentre parlavate avevo tirato fuori il numero dei giusti che sono stati certificati da Yad Vashem all'1 gennaio del 2020, no? Tanto perché appunto io stesso ho usato termini polacchi, ucraini, eccetera, invece appunto bisogna sempre distinguere le persone dalle masse, no? E nei 27.712 giusti delle nazioni, che per definizione sono persone che abbiano salvato almeno un ebreo altrimenti condannato, ci sono 7.112 polacchi, 2.659 ucraini, 916 lituani, 869 ungheresi e via dicendo. E anche tedeschi? Puoi dare il numero dei tedeschi? Come? Puoi dare il numero dei tedeschi? Purtroppo lo cercavo, non ce l'ho. No. Ah, non c'è. No. C'ho il numero però degli italiani, che sono 734. Ecco, i tedeschi erano alcune migliaia. Sì, ma però se siamo così orgogliosi di 734 italiani, dobbiamo sapere anche che gli olandesi sono stati 5.851 e i francesi 4.130. Però insomma ci sono, cioè sì, dobbiamo chiudere ci sono, e sono un con la speranza che effettivamente, se la gente è consapevole di quelle che sono le cose corrette secondo una morale che indubbiamente è una morale che sposiamo noi, non può essere quella comune, però cioè gli orrori che esegue una massa condotta male possono essere migliorati da poche persone che possono fare il bene. Perché danno più ragione alla propria coscienza che a quella che sono le ideologie dell'epoca, quelle che erano le ideologie dell'epoca. Ma io credo che gli italiani siano molti di più. Scusate, prego, a lei una conclusione di questo percorso. Intanto veramente vi ringrazio per l'ospitalità e per la qualità degli interventi a cui ho assistito. Non dobbiamo naturalmente arretrare di 1 millimetro, ma capire che, emerso dalla nostra riflessione, additare qualcuno come responsabile di mali che non sono imputabili ma neanche lontanamente a questo qualcuno, oppure non prevedere dal punto di vista della programmazione politica quali possono essere gli effetti di alcune decisioni. È in corso una decisione che io ritengo sciagurata, vergognosa, umiliante e criminale, che è quella del prendere delle persone e spostarle in Albania piuttosto che in Ruanda, come si è sentito dire,
per diciamo, contrastare che cosa? Facciamo invece il contrario, come facevano i Romani, che accoglievano all'interno dell'impero, dislocavano, creavano cultura nelle popolazioni che erano entrate a far parte dell'impero, mandando ai confini orientali magari quelli che erano occidentali e viceversa, e cercando di fare in modo che ci fosse una utilità anche pratica dalla presenza di chi era stato accolto. Ora noi abbiamo in Europa, in Italia in particolare, delle aree che sono abbandonate, cerchiamo di capire chi sono queste persone che arrivano, invece di dire prendiamo e portiamole via. Ecco, concludere questo in una trasmissione così ricca può servire per additare alle coscienze dei ragazzi: guardate che queste cose stanno succedendo, non sono successe, stanno succedendo, e stanno succedendo in molte parti del mondo a noi vicino, e quindi dobbiamo pensare che non, come dicevo all'inizio di questa trasmissione, fare in modo, cercare che non si ripeta, ma siccome si sta ripetendo, impedire che continui a ripetersi. Certo, ma fa parte di un certo tipo di economia. Questa economia è fatta sulla povertà e la miseria e crea ricchezza di pochi a scapito della povertà di tanti. Bene, grazie di essere intervenuti e torneremo sull'argomento magari da un altro punto di vista. Prego. Certo. Allora grazie all'ingegnere Davide Romanini Iacur. Lei ha portato anche 2 libri, li ho citati all'inizio. Può brevemente dirci che cosa può trovare all'interno chi volesse leggere questi 2 libri, KZ Lager e KZ2? Abbiamo le copertine con le quali stiamo mostrando. Beh, grazie, ma non sono qua certo per fare propaganda. Nel primo libro io ho raccontato i campi che ho visitato, cioè sono partito da quest'idea e poi a seguito dei campi ho pensato anche di aggiungere dei luoghi dove appunto lo stesso erano legati, diciamo, a queste forme di sterminio e che lo stesso avevo visitato, oltre a raccontare, diciamo, la filosofia dei viaggi e alcuni principi appunto o domande che mi vengono fatte o roba del genere, e un piccolo elenco di restituzioni da parte degli studenti, perché ne abbiamo avute di letteralmente meravigliose. Proprio c'è stato un periodo che col professor Pisani avevamo fatto un concorso e abbiamo ricevuto dei pezzi bellissimi che qui ho riportato. Finito questo libro, a un certo momento mi sono reso conto che ho verificato col primo libro che appunto l'impatto su molte persone era: ma io credevo che esistesse solo un campo, no? E allora ho detto: qui bisogna un momentino forse spiegare meglio le cose, e quindi mi sono messo a studiare e ho estratto di quello che ho trovato di 372 siti che hanno fatto, che sono concorsi a creare quell'orrendo numero, e quindi ho riportato quello che ho trovato di questi siti. Essendo un po' noiosa la cosa, diciamo che a ogni capitolo ho intervallato con di nuovo risposte a domande che mi vengono fatte nei viaggi e diffusione di qualche così principio dell'ebraismo, fatto al fine non tanto perché qualcun altro lo sposi, ma solo per il fatto di far capire che non è
il liberalismo non è nemmeno una religione, viene collocata tra le religioni, ma come è stato detto prima, una cultura, una maniera di vivere, eccetera. Quindi ho cercato di spiegare queste cose. Insomma. Certo, grazie. Quindi chi volesse saperne di più, KZ Lager e KZ2 di Davide Romanin Iacur. Grazie per essere stato con noi, grazie al professor Giuliano Pisani, ricordiamo promotore e vicepresidente del Giardino dei Giusti del Mondo a Padova, un posto che ci dice che anche nel passaggio, un posto che ci dà dei nomi che danno speranza perché l'uomo può essere diverso da quello che abbiamo raccontato questa sera. Prima di salutarci, come sempre, un breve spazio ai nostri ospiti silenziosi. Iniziamo da Julian Assange, di cui abbiamo parlato anche nel corso della trasmissione, ma torniamo a ricordarlo, c'è un gruppo di parlamentari australiani che ha lanciato un ultimo appello al governo britannico per fermare l'estradizione di Assange negli Stati Uniti, ma c'è il timore che l'editore, il giornalista di Wikileaks possa non sopravvivere all'estradizione proprio per le sue precarie condizioni di salute psicologiche. Ricordiamo che il mese prossimo, il 20 e il 21 febbraio, ci sarà un'udienza dei giudici dell'Alta Corte inglese per capire se verrà annullata la precedente sentenza di estradizione oppure no. Una data particolarmente importante perché se non dovesse essere accolto il ricorso di Assange, il giornalista potrebbe essere estradato nell'arco di poche ore e per quel giorno è in programma tutta una serie di manifestazioni anche in Italia. Ricordiamo che Assange è in carcere ma senza essere stato condannato e senza aver subito alcun processo. La sua unica colpa è quella di aver raccontato, come dire, le malefatte del potere. Per quanto riguarda le nostre due ospiti femminili, Narges Mohammadi, giornalista si batte da tempo per i diritti umani delle donne, in particolare in Iran, è ancora in carcere e per il momento appunto non si parla di libertà. La stessa cosa vale per Aung San Suu Kyi, che ricordiamo dal 2021 che dopo il colpo di Stato in Myanmar si trova agli arresti, condannata a 33 anni. Torniamo a ribadire e a sollecitare e a chiedere che queste persone, tutte quelle che vivono in una condizione di privazione dei diritti umani e della libertà, possano tornare al più presto ai loro affetti, alla loro vita normale. Ci fermiamo qua. Sì, grazie, prego. Voglio dire una cosa, che se Carlo III ha la possibilità, perché lui ha il potere di mettere la grazia, sarebbe un gesto che resterebbe nella storia dei prossimi secoli, perché farebbe la differenza di un re che effettivamente ha capito che cos'è la democrazia, cosa che gli inglesi si vantano ma la praticano estremamente poche volte. Anche gli Stati Uniti, sì. A dire la verità. Bene, siamo proprio al termine, grazie ancora per averci seguito, ci vediamo la prossima settimana, a tutti quanti voi una buona notte.